Cantina Produttori di Valdobbiadene è nata come cantina sociale di Valdobbiadene, siamo nel 1952, è nata in seguito al coraggio di 129 soci che l'hanno costituita, perché in quel periodo, dopo 2 guerre subite in questo territorio, c'era una povertà enorme e non c'era denaro, quindi si faceva fatica a vendere il vino. Questa cooperativa sociale è nata proprio per la necessità di poter vendemmiare all'epoca giusta, altrimenti si rovinava il prodotto sui vigneti. Oggi siamo a quasi 600 soci, Cantina Produttori incamera circa 190.000 quintali di potenziale, trasforma praticamente l'uva in vino, poi arriva l'imbottigliamento. Abbiamo un impianto di imbottigliamento molto efficiente, all'avanguardia, praticamente tutto automatizzato, dove si può arrivare anche a 100.000 bottiglie al giorno. Questo è un magazzino totalmente automatizzato che si trova a 14 metri sottoterra praticamente, dove la temperatura si mantiene costante a 15 gradi, che è l'ideale per la conservazione del vino. Io la chiamo la foresta d'acciaio. Dentro ci stanno 7.000 pallets pari a 4 milioni di bottiglie. Questo impianto è un esempio di sostenibilità perché è autonomo dal punto di vista energetico. La superficie è di 4.000 metri quadrati, c'è un impianto fotovoltaico che fornisce la corrente più che sufficiente al funzionamento di quasi tutti gli impianti di produzione. Stiamo emettendo il terzo bilancio di sostenibilità. Quindi è da tempo che noi siamo su questa strada della sostenibilità. La sostenibilità sia sociale, sia economica e sia ambientale. Cantina Produttori vende il 45% all'estero e questo porta un valore aggiunto. Il vantaggio ce l'hanno anche i soci, perché questo fatto di vendere direttamente al consumatore ci permette di incamerare un vantaggio economico e poi liquidare in miglior modo i nostri soci.